Renzo Tondo è rimasto fuori dalla top 10 dei governatori italiani stilata da Data Monitor, in cui svetta il vicino di casa Luca Zaia, che in Veneto gode del 60,2% dei consensi. In una regione dalle molteplici anime politiche, con una situazione occupazionale resa difficile dalla crisi e in cui l'ultima tornata elettorale ha fatto girare il vento a centro-sinistra, il risultato non stupisce, ma è qualcosa con cui il governatore, che intende ricandidarsi nel 2013, deve confrontarsi. Anche perché in effetti le sue manovre preelettorali sono già partite. Ieri ha sondato il terreno per un'alleanza con Franco Bandelli, il leader della Civica Un'Altra Trieste, che alle comunali ha fatto il botto ed è già in campagna elettorale con il nuovo soggetto Un'Altra Regione, appoggiato anche da Saro. E allora, a poco più di un anno e mezzo dalle elezioni, cosa deve fare Tondo per recuperare consenso? Tante cose non vanno, alcuni cantieri durano mesi, magari lui può fare qualcosa. Dimettersi? Non seguo, proprio no. Per dire la verità neanche non lo conosco, anche non so chi è. Quello secondo me hanno fatto bene nel passato, è stato il modo in cui ha recuperato tutta una zona di città vecchia, zona urban eccetera. Cose del genere potrebbero essere fatte anche in altri luoghi per dar vita a delle zone che altrimenti sono morte. Questa qui è una politica che comunque sta facendo abbastanza schifo, sia a livello nazionale che a livello locale, per cui preferisco non dire niente perché potrei essere anche offensivo.